Magnifica Pala, dipinta da Francesco da Milano nel 1510 circa, è conservata qui al Museo del Cenedese, dove vi sono anche dei bellissimi affreschi di questo stesso artista, del quale poi si possono ammirare numerose altre opere in città e nel territorio circostante. L'opera raffigura San Girolamo tra Sant'Agata e Santa Lucia, inseriti in un bellissimo paesaggio molto ricco di dettagli interessanti. Sulla cimasa vi sono poi la Madonna col Bambino tra due angeli musicanti. L'opera in origine si trovava all'oratorio dei Santi Lorenzo e Marco della Confraternita di Santa Maria dei Battuti di Serravalle, sezione monumentale del Museo del Cenedese, ed è stata da sempre molto apprezzata. Nel 2014 è stata anche esposta alla mostra dedicata a Bernardino Luini e ai suoi figli nella prestigiosa sede di Palazzo Reale di Milano. L'opera verrà ora sottoposta a un intervento di manutenzione conservativa che ci viene illustrato dalla dottoressa Emanuela Ruggio. L'intervento consisterà in un trattamento di disinfestazione anossica attraverso l'inserimento di aria modificata per il trattamento dei tarli che stanno in minima parte attaccando l'opera d'arte. Verrà confezionato un contenitore, una bolla con del tessuto particolare nel quale poi verrà inserita quest'aria azotata e verrà trattata per circa 3 settimane. Dopodiché potremo smontare il tutto e riportare l'opera alla visione del pubblico.